Un acquascooter e 7 imbarcazioni in navigazione sotto costa, praticamente nella fascia di mare riservata alla balneazione, ed ancora sorpreso il proprietario di un cane portato in spiaggia e il bilancio dei primi controlli messi in campo dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, attività realizzata per la salvaguardia della sicurezza dei bagnanti e dei diportisti e per la tutela dell'ambiente marino e costiero, sanzionati per violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare i proprietari di 7 natanti da diporto e di un acquascooter. La multa elevata è stata di 229,50 € ciascuna, tranne per il conduttore di un natante da diporto, sanzionato con oltre 130 euro, perché i militari della Guardia Costiera hanno accertato che la documentazione di bordo non era regolare. È stato sanzionato con 200 euro di multa il proprietario di un cane portato in spiaggia. Fatte sgomberare poi, e sono scattate delle multe per i proprietari, alcune tende collocate sul demanio marittimo nel tratto di spiaggia compreso fra i lidi di Porto Empedocle e la Scala dei Turchi. Nelle prossime ore, quando l'afflusso è destinato ad aumentare, verranno intensificati i controlli lungo la costa, fa sapere la Guardia Costiera di Porto Empedocle, anche congiuntamente con le altre forze di polizia, per impedire il bivacco, l'attendimento selvaggio e ogni altra forma di uso improprio del demanio marittimo. I comuni costieri, ricordano dalla Capitaneria, hanno vietato con proprie ordinanze l'accensione di falò, il campeggio in spiaggia con tavoline e barbecue e l'utilizzo anche dei gazebo. Per le emergenze in mare è attivo il numero blu 1530 gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24.